La dotazione per la politica di coesione dopo il 2020 rischia di essere inferiore in primis a causa della uscita della Gran Bretagna dall'Unione. Che cosa fa il Comitato per combattere questo scenario e che cosa cambierebbe poi concretamente nei territori? Il Comitato riafferma il valore della politica di coesione come valore del finanziamento alle autonomie locali e regionali, motori dello sviluppo locale in grado di far rendere al meglio questo importante contributo finanziario europeo. Cosa significa una riduzione dei finanziamenti? Significherebbe bloccare una serie di politiche di sviluppo, ancor di più se questi finanziamenti se il fondo di coesione fosse ricentralizzato o comunque in parte riportato su programmi nazionali. I fondi di coesione hanno sempre rappresentato il programma attraverso il quale lo sviluppo locale ha contribuito alla crescita delle comunità e alla capacità delle comunità stesse di intraprendere le vie dello sviluppo, e quindi credo sia importante che tutte le regioni riafferma questo. C'è stato un dibattito piuttosto vivace e intenso sulla questione, sulla proposta della delegazione italiana di legare l'erogazione dei fondi strutturali al rispetto dei valori fondamentali, compreso la questione del rispetto delle norme europee in ambito immigrazione. Questa proposta non è passata, ma il fatto che questo dibattito sia così vivace e intenso che cosa dimostra? Continuerà questa discussione anche in altri consessi a livello europeo? Questo è un dibattito già aperto sui pareri proprio che hanno riguardato il tema dei migranti. Il tema dei migranti non è un'emergenza, purtroppo sarà un argomento sul quale noi dovremo discutere, dibattere molto e sviluppare una politica europea. In questo senso quindi anche l'intervento di oggi sui fondi di coesione non voleva mettere o aprire la condizionalità rispetto ai fondi di coesione, voleva ribadire che le politiche della migrazione sono politiche che hanno a che fare proprio con la coesione complessiva della politica europea, cioè il fatto che ci sia una solidarietà condivisa e una presa di responsabilità condivisa da tutti i paesi, sia nel dare che anche quando abbiamo l'opportunità di avere. Quindi i fondi di coesione sostengono lo sviluppo dei paesi ed è giusto che i paesi rispondano nei termini di una condivisione con le emergenze e le difficoltà che l'Unione Europea ha in questo momento rispetto ai migranti.